Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, vai con gli acquisti di dicembre, si parte con l'alberello privato del Cume, con le palline e il biscottino, eccomi qua, sono io questo ragazzi, sono identico. Bene raga, allora in questo video saranno gli acquisti di dicembre più le robe di Natale, quindi sarà un bel video corposo e cicciotto. Però voglio fare anche un video, cioè, diciamo a parte, non questo che chiaramente uscirà prima di questo, con diciamo gli addobbi cumendiani. Ma cominciamo con le prime due cosine arrivate. Leia Organa della Black Series, ragazzi, tanta roba, tanta robina. E Apollo Creed, anche questo tanta bella roba, adesso li vediamo anche messi in esposizione. Ok ragazzi, andiamo a vedere Leia, l'ho messa qua. Aspetta che apriamo magari anche la bacheca che così si vede meglio. Eccoci qua. Quindi lei è di qua. C'è tutta la collezione qua di Star Wars. Mentre qua abbiamo messo nel reparto Rocky Apollo Creed. Con i pop di Creed, con i pop di Rocky, con la statuetta qua, boh, insomma, non lo so se era una statuetta, nel senso, con la caricatura del buon Rocky, Ivanone Drago e Apollo Creed. Tanta roba, non pensavo così bello sinceramente a 15 euro. Ragazzi, sempre in ambito natalizio arriva una colonna sonora a dir poco particolare. Dalla Svezia è arrivato in 6 giorni, pazzesco. Get Over It, film che non riesco a trovare in DVD, introvabile, con Kirsten Dunst, che insomma sapete insomma il mio amore per questa attrice, che purtroppo è un po' crollata, nel senso sì, rispetto diciamo agli anni d'oro comunque sta facendo molto meno. E niente così, speriamo di rivedere a Marino Spider-Man 4, però sta colonna sonora iconica per tanti motivi che non sto qua a dire, tra cui la canzone delle canzoni proprio cantata da lei, Dream of Me o Dreame of Me, cioè lascio voi la scelta. E niente, quindi questa colonna sonora rarissima, trovata a 9 euro dalla Sweden, e niente, perfetto, quindi in attesa di cose un po' più cicciose, Get Over It. Ragazzi, siamo pronti, questa notte spacchettamento obeso, dopo però sono in attesa anche dei regali degli amici. Eccoli qua, sono tutti i regali del Cume, per miei, di mia amorosa, dei parenti e amici. Quindi tanta bella roba perché il Natale è sì gioia, è sì Gesù bambino, è sì la famiglia, ma sono anche i regali. Cioè. Senza i regali non è Natale. Buono. Quindi raga ci siamo, poi chiaramente ci sarà il video dove farò vedere tutti i regali uno per uno perché c'è tanta roba da nerd, quindi raga preparatevi che la collezione cumendiana aumenterà a dismisura, posso darvi una piccola anticipazione tra Funko Pop, Black Series di Star Wars e altre cose, ci sarà tanta carne al fuoco. Intanto qua vediamo i pop che ci hanno accompagnato negli shorts, quelli diciamo doppi li ho messi qua, eccoli qua. Quindi raga, lo spacchettamento obeso ci sarà questa notte. Ciao! Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Siamo qua in un salotto vuoto, deserto, perché adesso guardiamo tutti i regali del Cume. Questa è veramente acquisto di dicembre speciale. Christmas 2022. Sentite ragazzi con che classe affermo queste cose. Un po' di polvere anche adesso che nel mettere i regali non ho potuto pulire. Allora ragazzi, intanto come sui 3 calendari vuoti, eccoci qua, e qua ci sono diciamo gli unici doppi, ecco, anche se ho detto che non vale 60 euro il calendario, massimo 35 secondo me, questa è la mia opinione, però vabbè, è andata, ciao. E adesso raga iniziamo con i regali. Intanto salutiamo Saiva, bell'uomo Saiva, guarda che bell'uomo Saiva, ciao Saiva. Bene. Allora, si parte. Regalo numero 1, questo l'ho fatto alla Chiaretta, alla mia ragazza. Questo squalotto obeso di 1,30 m, che cercavamo uno squalo arancione, siamo tutti e due appassionati di squali. E qui, anche perché colleziona anche squali e peluche, quindi. E questo è veramente un bel bestione obesotto. Eccolo qua. Però raga, scusate un attimo, devo fare un telefono, datemi un secondo, che palle. Eccomi qua, scusate. Boh, allora questo è il primo regalo che vediamo. Poi, vabbè, qua abbiamo
una sciarpa che mi ha regalato lo zio di mia morosa, molto carina, mi mancava grigia. E qua invece abbiamo, vabbè, quei cari della Guidi, ecco qua abbiamo una maglietta un maglioncino per mia amorosa. Qua questo mi ha regalato la Chiaretta, ragazzi, una chicca. Io amo il biliardo, gioco, ho fatto anche tornei di biliardo. Un biliardo, diciamo, in miniatura, adesso lo voglio anche esporre a casa, in salotto. Ma è veramente fatto bene, ragazzi, è fatto benissimo. Ha proprio anche le stecche, le palle, cioè il gessetto, tanta roba. Bello, quindi questo ce lo godiamo a cannone. Qua invece abbiamo la soundbar che si è rotta purtroppo, vedrò, devo anche installarla con il subwoofer, quindi ci sarà la sostituzione di questa con l'aggiunta del subwoofer qua dietro. Eccoci qua. Mamma mia, scusate, sono 9 di mattina, stavo mangiando troppo, raga, sono finito, un uomo finito. Ecco, qua invece abbiamo una valigia con tutto un set, dalla piccolissima fino a questa obesotta, che ci hanno regalato i genitori della Chiara, i miei suoceroni meravigliosi. Eccoli qua, eccoci qua. Qua invece abbiamo un regalo che ha fatto la Chiara. Non so se conoscete la pagina di Simple Madama, io amo i biscotti. Qua abbiamo fatto quindi la nostra immagine e somiglianza. Ah, senti che profumino. Tutta la mattina a cucinare, ma ne valse la pena. Manca solo un po' di... ma, guardatevi io che mangio, meraviglioso. Quindi questo è veramente epico, bellissimo. Adesso lo attacchiamo qua, lo attacchiamo. Un attimo che non vorrei subito distruggerlo, perfetto. Perché dopo, aiuto, qua ci sarà un mobiletto dove comincio a vedere dei DVD e dei CD, perché sennò, ragazzi, non ci sto più. Mamma mia che sonno, sono finito. Boh, andiamo avanti. Allora, qua abbiamo dei guanti che ha preso mia mamma per la Chiara, e qua, non so, dei calzini presi non so da chi. Qua abbiamo dei cioccolatini presi da il papà della Chiara, eccoci qua. Qua abbiamo regali di colleghi di lavoro, un portamonete, un coniglietto della Lind, altri cioccolatini. Poi qua abbiamo, questo è fantastico, il carrellino con dentro le galatine. Ciao fiori. Poi abbiamo 2 trudini che ho regalato alla Chiara per la collezione che è là, ma è ancora presto per fare, diciamo, un video su questo, ma eccolo qua. Perfetto. Poi abbiamo un cappello regalato, non mi ricordo da chi, per la Chiara. Qua abbiamo dei profumi di David Beckham regalati sempre dai suoceri, 1000 regali. Questo non lo so. E adesso dobbiamo cominciare, facciamo ancora la cosa della Chiara, le buste della nonnina, tanti soldi, anche nonna mi fa piangere. Trucchi regalati da migliori amici. Orologio della Fosse regalato da me. Aspetta, 2 occhiali regalati da me. Maglioncino non ricordo da chi. Regalo della Chiara, guardate che roba. La cravatta con l'omino biscottino, che sapete che io sono in realtà l'omino biscottino. Che qua c'è la sciarpa e qua un maglioncino mio regalati dalla Chiara. Qua abbiamo salsette regalate non so da chi. Adesso devo cominciare a fare un po' di spazio perché devo far vedere determinate cose. Allora, togliamo. Mamma mia, fare un sacco di robe, raga. Quando si parla di regali è bellissimo. Ci facciamo tutto in diretta, facciamo un video bello lungo, speciale di Natale, anche perché dopo passeremo direttamente agli acquisti di gennaio, che si arriverà forse qualcosa a dicembre, ma lo piazziamo tutto nei regali appunto di gennaio. Datemi un secondo, ma che sennò diventa noioso. Raga, ho fatto un po' di spazio e continuiamo. Questo è un altro regalo che si è fatta la Chiaretta, borsetta di Guess, molto bella, mettiamola subito qua, questa, ciao, molto bella, ma la ciccia che piace a noi è altra. Oh, qua abbiamo
il diffusore da mettere in salotto, che ho già quello in studio, lo metteremo qua, eccoci qua, perché il diffusore, adesso facciamo un attimo un crossover, che è anche aperto adesso, che profumino, abbiamo lemongrass, eccolo qua, eccoci qua, che poi finalmente ho rimesso le batterie alla roba della PlayStation, eccoci qua, che deve arrivarmi, e questo sarà negli acquisti di gennaio, anche quello della Marvel, da mettere qua, ma questa è un'altra storia, ragazzi. Oh mio Dio. Giorno villaggi. Bene, andiamo avanti, che abbiamo dei dischetti, abbiamo reality, uno dei dischi diciamo ultimi di Davide Bowie, del Duca Bianco, Live a Pompeii, Dave Gilmour, e qua abbiamo Mike Oldfield con In the Moonlight Shadow. Ciao. Qua abbiamo un'altra mia versione in miniatura dell'omino biscottino, bellissimo. Qua abbiamo tazza M&M's arancione, faccio collezione anche di tazze, ragazzi, faremo un video apposito. Collezione ancora con l'omino biscottino e con Bacotto, che è uno dei miei soprannomi, cioè uno dei tanti. Questi diciamo regali miei che mi sono fatto io, altro regalo della Chiaretta, con l'8 che è il nostro numero, poi col biliardo, e facciamo un crossover biliardo palline. Qua abbiamo la maglia del Valencia trovata taglia M, quindi è large, quindi non va neanche bene solo per la collezione, però l'ho trovato finalmente con dietro, sapete, un mio idolo che purtroppo ha fallito in Italia, Gaizka Zabala Mendieta, eccolo qua, e si gode. Questo lo mettiamo di qua e vai. Dopo abbiamo porta biscotti, che amo i biscotti, abbiamo capito, con, siamo io e la Chiaretta, questi, gli omini biscottini, perfetto. L'orologio l'abbiamo già visto. Cominciamo col pop, qua abbiamo tanti pop, quest'anno è un po' il Natale dei pop. Pop dell'album Back in Black, il mio preferito degli AC/DC, tanta roba, eccoci qua. Poi abbiamo un po' di film, Robin Hood, raro in DVD, infatti l'ho visto come si vede, in un formato un po' curioso, si vede un po' da culo, però chi se ne frega, ce l'ho, ciao. Jim Carrey, Ace Ventura, Mission Africa, l'ultimo Matrix, così li ho tutti, eccolo qua. Innamorarsi a Manhattan, chiccavi di due giovani che si innamorano a New York, giovanissimi, bambini, però carina, una commedia carina. E qua ragazzi le difficoltà, aspetta un attimo, perché c'è, guarda un attimo, l'altro è qua, eccolo qua, la trilogia degli Austin Powers, primo in Blu-ray, gli altri impossibili da trovare in Blu-ray in italiano, ma questo ragazzi è preso una cifra un po' altina, ma il secondo, la spia che ci provava, che per me è il più bello, con Ciccio Bastardo, vabbè, qua la figa, Felicity la dà, mamma mia, tanta roba, ma questo in italiano impestato da trovare. E Austin Powers in Gold Member, anche questo, tutti facilissimi tranne il secondo impossibile purtroppo. Aspetta un attimo. Poi abbiamo questo Blu-ray Discorso del Re, questa è un'edizione anche numerata, non sapevo, era 985 di 1000, incredibile. La morte ti fa bella, l'ho preso in edizione tedesca, ma tanta roba ragazzi, l'ho presa su Vinted, che me l'ha consigliata, anzi ve lo dico, Manuel di 8 bit, un canale bellissimo di collezionismo, veramente un grande, una persona tanto squisita che ho avuto la fortuna di partecipare a una diretta, a una sua live, e ne farò altre perché è veramente bellissimo parlare con lui con i suoi amici, veramente stupendo, quindi vi consiglio il canale 8 bit, ve lo lascio sotto
in descrizione. Ok, Famiglia Adams, regalo che ho fatto alla Chiara, 1 e 2, il film, eccoci qua. Io non sono amante della Famiglia Adams, però alla Chiaretta piace e l'ho preso. Qua il regalo che mi ha fatto il Bode, uno dei tanti, i 5 album principali di Totò, come piace chiamarli a me, no, di Toto, gruppo meraviglioso, ciao, godo come un porco, mamma mia, sono veramente chicche atrocissime, stupendo. Regalo che mi ha fatto la mia migliore amica, i DVD della serie 92, 93, 94, tantissima roba, grazie Pupetta, ti lovo. Questo cos'è? Un rossetto di Ozzy Osbourne, bellissimo, ma lo mettiamo qua. Ah, sempre regalo della mitica Pupetta. Eccoci qua. Oh, sono finito. Qua abbiamo 2 cover per l'iPad, uno che ho già e l'altro che l'ho preso, adesso lo faccio vedere. Arancione e blu, arancione e celeste, marchetto, dai. Non è difficile capire i colori. Qua abbiamo il tablet, appunto, questo l'ho preso da 128, ricondizionato su Amazon, a un prezzo stracciato, e così posso avere tutta la musica che converto in iTunes con i dischi, con i CD, e mi ripiazzo qua, e così posso ascoltarmi la musica in un bel formato, anche, diciamo, dal tablet. Qua ragazzi abbiamo delle cuffie storiche, prese nel 2005 a 160 euro, ne ritrovate nuove su Vinted a 20 euro, della Bose storiche, sapete che colleziono anche cuffie stupende, non potevo non prendere, devo vedere come si sentono dopo anni se ancora non un bel suono. Poi qua abbiamo completato tutti i più bei film dell'American Pie, eccolo qua il primo, poi qua abbiamo il 2, il matrimonio, Bandcamp, nudi alla metà che sono un po' spin-off e soprattutto ancora insieme, tanta roba. E qua invece l'uno da solo, vabbè, il primo è qualcosa di meraviglioso, ciao. Poi abbiamo questo annuncio di Natale, oddio, qua succede un disastro, l'uomo che inventò il Natale, ok, poi Deadpool, Blu-ray Deadpool 1 e 2, così me li recupero per quando esce il terzo, e questi non ce li avevo, cacchio. Poi abbiamo il mostro, così ho finito i film di Benigni che mi piacciono, il mostro, Johnny Stecchino, vabbè, il Tabella ce l'avevo già, e non ce resta che piangere. Boh, perfetto. Poi abbiamo la ragazza della porta accanto, eccoci qua, perfetto. Adesso cominciamo con l'action figure. Star Wars, l'impero colpisce ancora, Han Solo, dentro la graffite, la carbonite, ciao. Stupendo. L'imperatore Palpatine, in versione grande, proprio quella piccolina, perfetto. Stormtrooper versione natalizia, questo è meraviglioso. E Ahsoka Tano di The Mandalorian, mamma mia, anche questa bellissima, Black Series, ciao. E ok, poi qua abbiamo l'enigmista, l'ultimo che mi mancava, diciamo, della collezione di Batman, poi farò il video, adesso a breve farò il video della Tana Kumendiana, eccoci qua. Qua abbiamo invece Vader, un'edizione limitata, tutto bianca, eccoci qua. Abbiamo dei fumetti, questo me l'ha regalato il Bode, Superman le origini, non vedo l'ora di leggermelo, ciao. Fumetto 1, fumetto 2, la morte del Dottor Strange, Eterni, il trionfo di Thanos, e Guardiani della Galassia, sfida finale. Questi sono tanta roba. Poi abbiamo il Conte Dooku, Black Series, bellissimo, questo mi fa venire pippotto duro, scusate il termine, ma stellare.
Qua abbiamo un action figure, diciamo, di Mary Jane. Sapete quanto amo Kirsten Dunst. Una versione Batman, cioè, Spider-Man 1, bellissimo, quando è sopra con Osborn. Non guardiamo queste cose, non facciamo i porchi adesso, per piacere. Qua abbiamo la lampada, una lampadina di Thanos. Ciao, me la godo. E qua abbiamo forse il regalo più bello, trovato su Vinted della NECA, l'action figure perfetta di Ivan Drago. Guardate ragazzi, presa a un prezzo stracciato, è qualcosa di meraviglioso. Io ti spueto in due. Ciao fioi. Il capolavoro, The Masterpiece, Ivan Drago. E dopo andiamo di qua, no, siamo sempre da qua, per una valanga di pop. Allora, James Hetfield, Metallica, cercavo da una vita questo, eccolo qua. Tutti i pop presi a prezzo stracciatissimo, devono arrivarmene anche altri. Ciao. Poi abbiamo pop del Dr. Doom, Fantastici 4, stellare anche questo. Questo è il mio pop perché sono io ragazzi, sono uguale. L'omino biscottino, Aquaman col ciuffetto mio, ciao. Sono io raga, questo sono io. Due facce, Batman. Ma sono distrutto ragazzi. Mamma mia, so vecchio fioi, so vecchio. Occhio di Falco, una versione bellissima, arancione così, non potevano prenderlo. La tenebrosa e fighissima Poison Ivy, regalo del Bode. Eccolo qua. Questo ho trovato, ciao, prezzo stracciatissimo, Anakin Skywalker, dell'Attacco dei Cloni. Limited Edition 2002, Full Convention Exclusive, ciao, bellissimo. Green Goblin. E si gode. E poi due chicche devastanti. Aspetta un attimo, scusate raga. Galactus con Silver Surf. Ciao fiori. In versione Jumbo. Eccola qua. Ciao. Scusate. Eccoci. E Miss Minute di Loki in versione Jumbo. Qualcosa di meraviglioso ragazzi. E buono. Questi sono i regali comendiani. Tanti regalotti. Quest'anno è stato diciamo il Natale del collezionismo e del nerdismo più totale. Ma è tutto meraviglioso. E raga, vi auguro ancora buone feste, buon Natale, buon anno, tutto quello che volete. E buona Epifania, passatelo in serenità con la famiglia e con gli amici. Mangiate tanto e comunque anche i regali sono importanti. Raga, saluto il comandante veneziano. Ci vediamo per gli acquisti di gennaio. Ciao!